Guardate che meraviglia! Era da tanto che si aspettava e finalmente è arrivata la neve. Ci troviamo in piazza Cesare Battisti a Luserna, questo piccolo borgo trentino che fa parte della magnifica comunità degli Altipiani Cimbri con Folgaria e Lavarone. Questo piccolo borgo di circa 260 abitanti conserva un tesoro unico. È l'ultima enclave in Trentino dove si parla ancora oggi la lingua cimbra, un idioma bavarese portato sin qui da coloni medievali circa 1000 anni fa. Faremo una magnifica ciaspolata percorrendo il sentiero dell'immaginario, un sentiero tematico che ci porterà alla scoperta delle leggende cimbre. Faremo anche una deviazione al Forte Campo di Luserna. Iniziamo a camminare seguendo via Cimanora, seguendo poi l'indicazione verso il sentiero dell'immaginario. Ci mettiamo le ciaspole. Bene, siamo all'inizio del sentiero dell'immaginario. Il sentiero civico dell'immaginario è caratterizzato proprio da queste opere d'arte, scolpite da artisti locali, che rappresentano creature e personaggi delle antiche leggende cimbre. Qui vediamo la prima rappresentazione Frau Pertega. Siamo arrivati alle seconde sculture. Terza scultura. Siamo arrivati alla quarta scultura. Qui si trova la strega Hexe. Ed ecco la mia strega. Nella neve soffice, stupenda. Il lupo. Il drago. Arrivati a questa fantastica Malga Campo. Sono le 12 e adesso entriamo per la nostra pausa pranzo. Ci siamo gustati veramente degli ottimi piatti qui a Malga Campo e ci siamo anche ben riscaldati davanti a questa meravigliosa stufa. Adesso usciamo e continuiamo verso Forte Campo di Luserna.
Adesso andiamo al forte. Siamo arrivati al Forte Campo di Luserna. Questo forte, costruito tra il 1908 e il 1912, appartiene al grande sistema di fortificazioni austro-ungariche al confine meridionale dell'impero. Sorge sull'altura di Cima Campo, a 1549 metri, e per la sua poderosa mole fu soprannominato Padre Eterno. La guarnigione durante la Grande Guerra era costituita da 312 uomini. Il forte, essendo strategico, subì numerosi bombardamenti. Il più importante fu nel 1915, dove rischiò la capitolazione. Nel 2014 fu eseguito un importante restauro e la copertura in acciaio, come potete vedere, preserva ora questo importante patrimonio storico. Nei primi anni 90 fu eretto questo monumento per sancire come il Forte Campo di Luserna sia un luogo di pace e fratellanza fra i popoli. Lasciamo il forte e adesso ci spostiamo all'avamposto Oberwiesen. Siamo arrivati all'avamposto Oberwiesen. Questa struttura militare aveva principalmente la funzione di controllo sulla Val d'Astico. Adesso andiamo a fare una breve visita. Si ritorna sugli stessi passi. Nei pressi dell'avamposto Oberwiesen abbiamo notato una galleria, quindi frontalini in testa, e adesso entriamo a visitarla. I felt power
Bene, questo breve e suggestivo camminamento sotterraneo ci ha portati dall'avamposto Wiesen all'avamposto Viaz. L'avamposto Viaz invece aveva il compito di controllare la spianata di Mal da Campo e della Torre, completando così il sistema difensivo del forte. Ora dall'avamposto Viaz non ci rimane altro che rientrare a Luserna. Riprendiamo il sentiero dell'immaginario. In 25 minuti saremo a Luserna. Siamo ritornati a Luserna dopo aver terminato questa magnifica ciaspolata immersi in un paesaggio invernale affascinante. Il sentiero dell'immaginario è un bel percorso che si snoda fra boschi e prati di questo territorio unico e incontaminato, ispirato a leggende e personaggi dell'immaginario popolare cimbro. Questo percorso possiamo dire che è alla portata di tutti, però in inverno, specialmente con la neve fresca, bisogna essere un po' allenati e soprattutto avere con sé le ciaspole. Dobbiamo dire che oggi siamo stati davvero fortunati. Questa mattina siamo partiti con un cielo nuvoloso, nevicava e siamo arrivati con il sole e adesso ci godiamo questo fantastico tramonto. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!